Con una nota stampa interviene oggi il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, nella sua qualità di rappresentante dell'ente consorziato. Parliamo, per intenderci, della società che gestisce il servizio idrica, AICA. Cuffaro scrive: considerato che lo stesso è venuto a conoscenza solo attraverso notizie di stampa di come il vicepresidente provinciale Codacons Giuseppe Di Rosa abbia chiesto ufficialmente al presidente del consiglio di amministrazione dell'AICA la documentazione sul passaggio del personale della vecchia società, sospettando presunte promozioni indiscriminate del personale vicino a noti personaggi della politica. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, chiede pertanto a codesto spettabile consiglio di amministrazione di notiziare e rendere dotti in merito alla questione su esposta non solo tutti i sindaci degli enti consorziati, ma anche i cittadini attraverso gli organi di stampa, in nome di quel principio di trasparenza tanto decantato quale valore cardine su cui si incentreranno gli indirizzi e il modus operandi della nuova gestione idrica. Il sindaco di Raffadali Cuffaro chiede inoltre di ribadire che l'approccio con il quale verranno giustificate le scelte e la legittimità delle decisioni sarà quello improntato dal principio dell'etica pubblica tout court. Cuffaro conclude affermando come sarà cura e impegno da parte dello stesso scrivente, se mai si paleserà la veridicità della fattispecie dichiarata dal vicepresidente del Codacons Giuseppe Di Rosa, di chiedere l'immediata dimissione di questo consiglio di amministrazione.